penso anche al fatto che in passato anche chi oggi magari come Tony Darè critica questo provvedimento, insomma mi sembra che in passato provvedimenti di espulsione siano stati fatti per molto meno. Chi ascolta da Treviso sicuramente ricorderà Beppi Covre, che è stato espulso perché aveva criticato la linea del partito in merito al referendum costituzionale. Se era vero questo, cioè se meritava l'espulsione lui, che insomma rappresentava la storia anche lui della Lega in Veneto, in particolare in provincia di Treviso, non capisco perché non ci possa essere un provvedimento disciplinare nei confronti di chi da 3 anni va contro la linea di partito e ha offeso il segretario federale. Un confronto molto serrato in vista delle elezioni tra alleati, cioè tra la Lega e Fratelli d'Italia. Per le regionali Giorgia Meloni ha dato un'indicazione molto precisa, vorrebbe ovviamente un esponente di Fratelli d'Italia, c'è però ancora l'incognita del terzo mandato, quindi a oggi non sappiamo ancora se il Presidente Zaia potrà ricandidarsi o meno. Non dovesse ricandidarsi il Presidente Zaia, quali sono gli scenari per quanto riguarda proprio il Carroccio? Ritengo che sia un fattore di democrazia permettere ai cittadini veneti di poter votare il proprio Presidente senza vincoli imposti da Roma o imposti dall'alto. Detto questo, la Lega ha già iniziato un percorso in questi mesi, già alle elezioni provinciali, di creazione di un polo identitario che raggruppi oltre la Lega le liste autonomiste e le liste civiche territoriali, che rappresentano la maggior parte poi del consenso territoriale del Veneto, perché nei comuni ci sono delle liste civiche che da anni, dei gruppi politici che da anni portano consenso, che da anni sono affinati dall'amministrazione locale, che da anni sono all'interno dei municipi e che sanno come si fa amministrazione locale. Noi questo lo vogliamo portare anche a livello provinciale e anche a livello regionale, quindi la Lega ha già iniziato un percorso di relazione con queste liste territoriali, siamo pronti a lanciare un polo identitario anche alle elezioni comunali prossime e quindi nel corso dei prossimi giorni presenteremo anche i nostri candidati sindaci in autonomia. Poi lì dove non si trova la quadra noi presenteremo la nostra offerta politica, perché è giusto che i cittadini nei comuni del Veneto sappiano chi hanno davanti. Non possiamo presentarci agli elettori a un giorno dalla presentazione delle liste e pensare che un candidato posto dall'alto, così come è avvenuto in Sardegna, possa vincere in quel comune. Non funziona così.